Amici e amiche di Sport House, un saluto da Luca Dalla Marta e benvenuti alla palestra Stella Matutina di Gorizia. Pivetta, modulo, ancora Girardo, sale Corazza, ma va Girardo da 3 punti! Fuori da Macaro, Cestaro, ancora Scutiero, subito a 3 punti! Corazza prova a replicare dall'altra parte! Crestan ha spazio per la tripla, la tabellata c'è però rimbalzo altissimo, vola Pietro Casara, poi va con il reverse! Franco, il consegnato per Scutiero che è caldissimo! È riniziata la partita, secondo quarto in atto con Siro Braidotta, riceve da Franco, Scira Benedevetta che si trova tutto solo, anzi Pivetta, da 3 punti! Toss, Braidot, catch and shot con la tabella che non ha tanto equilibrio, prende infatti il palo, Pivetta dovrebbe lanciare Girardo, 2 contro 1, Di Prampero tutto solo, non può che segnare. Girardo, fuori da Di Prampero, tutto solo! Cutiero. Colli. Assegno! Di Prampero, non c'è nessuno libero, deve andare a casare in punta. Serie di cambi di mano, poi la tripla! Ora della Dinamo, Di Prampero in contropiede, prima che si sistemi la difesa di casa. Di Prampero da solissimo. Di Prampero, l'assist per Di Bin che non ha equilibrio, deve tornare fuori da Pivetta. Forse anche qualche fallo lì in mezzo all'area. Di Prampero! Il taglio di Macaro servito con un no look. E però sembra anche questa. Scutero marcato strettissimo da Di Bin che passa sopra quel blocco, rolla dentro il suo lungo, finisce così 95 la Dinamo, 88 Cordenons.